autorità, signore e signori, buongiorno. Benvenuti presso la caserma Monfenera, sede del 151° Reggimento Fanteria Sassari, ove avrà luogo la celebrazione del Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, per la quale sono schierati la banda della Brigata Sassari ed un picchetto d'onore interforze composto da militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Fanno il loro ingresso e si posizioneranno a fianco dello schieramento in armi i medaglieri ed i labari delle associazioni combattentistiche ed arma. Compagnia, ante! Fanno il loro ingresso nell'area della cerimonia i gonfaloni della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Sinnai. Vengono ora resi gli onori al gonfalone della città di Cagliari, decorato di medaglia d'oro al valor militare.
onori al prefetto della provincia di Cagliari, la dottoressa Tiziana Giovanna Costantino, che accompagnato dal comandante del Comando Militare Esercito della Sardegna, il generale di divisione Giovanni Domenico Pintus, passerà in rassegna lo schieramento in armi. Onori al prefetto di Cagliari. Banda musicale della Brigata Sassari, compagnia di formazione interforze, rappresentanza d'onore, pronti per la rassegna. Ora ha luogo la cerimonia dell'alzabandiera. Compagnia, alte! Presentate! Alza bandiera!
auspichiamo la conseguita completa unità d'Italia e rendiamo onore alle Forze Armate, rivolgo il mio pensiero commosso a tutti coloro che si sono sacrificati sull'altare della patria e della nostra libertà, per l'edificazione di uno Stato democratico ed unito. Coltivare la loro memoria significa comprendere l'inestimabile ricchezza morale che ci hanno trasmesso e rappresenta per tutti noi lo stimolo più profondo ed autentico per adempiere i nostri doveri di cittadini d'Italia ed Europa, che credono nella solidarietà e nella convivenza pacifica fra i popoli. Nel loro ricordo intramontabile rendo omaggio alle sacre spoglie del milite ignoto, rappresentante di tutti i figli d'Italia di quella generazione che quasi un secolo fa diedero la vita per il nostro Paese. Numerose furono, in quei difficili giorni, le testimonianze di eroismo e di sacrificio dei nostri soldati. Intere unità vennero chiamate a resistere fino all'estremo sacrificio. Siate sempre degni del giuramento di fedeltà prestato alla Repubblica. A voi è affidata la presenza dell'Italia in diversi contesti di crisi, al servizio della sicurezza del Paese e della comunità internazionale. A voi tutti porgo il mio augurio ed un affettuoso saluto, con le espressioni della più viva stima a nome dell'intero popolo italiano. Viva le Forze Armate, viva la Repubblica, viva l'Italia. Roma, 4 novembre 2017, Sergio Mattarella. Si dà lettura del messaggio inviato per la ricorrenza dal Ministro della Difesa. Uomini e donne della Difesa. Oggi, 4 novembre, anniversario dell'armistizio che sancì per l'Italia la vittoriosa conclusione della Prima Guerra Mondiale, festeggiamo la giornata dell'unità nazionale e delle Forze Armate. Non è un caso che queste due commemorazioni cadano nello stesso giorno, in quei lunghi tragici mesi di guerra, in cui la stessa integrità nazionale fu messa seriamente in discussione. Furono le Forze Armate a guidare il popolo italiano in quello sforzo corale, epico e condiviso, che portò al vittorioso epilogo di Vittorio Veneto. Oggi abbiamo ancora molto da imparare da quell'immane tragedia e dall'esempio di quegli uomini che nell'abisso di una guerra giunta a livelli di disumana impietà seppero tenere fede ai valori di amor di patria, di unità nazionale, di pace. A tutti loro dobbiamo davvero tanto, il nostro stesso futuro, perché è grazie a loro che gli italiani in quei drammatici giorni successivi all'armistizio rinacquero come popolo. Oggi non potremo mai immaginare la storia del nostro Paese separate da quella delle sue Forze Armate, che rappresentano, ora come allora, un patrimonio dal valore inestimabile, perché custodi dei principi di riferimento della nostra società. Siamo negli anni in cui la commemorazione di quel doloroso periodo della nostra storia nazionale offre la possibilità per una riflessione più profonda sul valore della pace, anelito insopprimibile di ogni società civile. Incarnate quegli stessi valori e quello stesso straordinario senso del servizio per il bene del Paese. A tutti voi, oggi impegnati in patria e negli angoli più distanti del mondo, rivolgo un pensiero di profonda gratitudine per quanto avete fatto e per quanto fate quotidianamente, in silenzio, per la sicurezza del Paese e della collettività internazionale, per la dedizione, lo spirito di servizio, la maturità professionale, l'umanità che traspare con chiarezza dal vostro operato e per il messaggio di solidarietà e di pace che portate nel mondo. Confido in voi per proseguire su questa strada e per tradurre in azioni sempre più concrete quell'aspirazione alla sicurezza, alla pace e al rispetto della dignità umana che è il patrimonio condiviso di tutto il nostro popolo. Viva le Forze Armate, viva l'Italia! Roma,
4 novembre 2017, Roberta Pinuti. In alcune parti della Sardegna ancora si celebrano i morti con Sattidu. Sattidu, che è il canto che viene fatto dalle prefiche perché ricordano come era in vita. Ebbene, l'elaborazione del lutto significa innanzitutto dolore, ma dopodiché significa anche che cosa? Orgoglio. Orgoglio di aver conosciuto tante persone che noi reputiamo persone probe, che noi reputiamo persone che sono degne della nostra massima considerazione, persone che si sono distinte per la loro rettitudine d'animo e persone per le quali noi abbiamo un ricordo che viene nutrito con che cosa? Con la stima, quello che ci ha detto il signor Presidente della Repubblica. La stima. E il signor Presidente ci ha anche ricordato un'altra cosa. Una cosa che ci distingue in uno status peculiare, uno status di specialità che noi cittadini con le stellette abbiamo, il giuramento. Noi abbiamo giurato di servire con disciplina ed onore per il bene supremo della patria e per la difesa delle libere istituzioni. In questo riconoscendo la preminenza della politica a quello che è l'uso della forza. Ebbene, allora siamo dei servitori dello Stato, servitori consapevoli, servitori responsabili, servitori generosi. Come dicevo prima, proprio in queste ore, i nostri colleghi del primo contingente della Brigata Sassari stanno prendendo piede in Afghanistan, si stanno preparando per schierare un dispositivo che contribuirà alla svolta democratica di quelli che sono parti del mondo che sono dimenticate. In questa breve seguiranno i nostri colleghi uomini e donne del 152 che andranno in Iraq dal quale è appena rientrato il comandante dopo la ricognizione che ha fatto, in un contesto che è tutt'altro che pacificato. Bene, e come ci muoviamo? Ci muoviamo sempre portando dietro di noi che cosa? Un simbolo perché anche di questo si nutrono le forze militari. E il simbolo qual è? Il simbolo più caro che abbiamo. La nostra bandiera che è simbolo di sacrificio, di tradizione, bandiera che quando è persa getta l'onta sul reparto che ha avuto questa grande disgrazia. Ebbene, questa stessa bandiera, oggi noi facciamo dono di questa bandiera a chi? A degli studenti perché noi che siamo servitori dello Stato ci riconosciamo proprio nella nazione, come diceva Calamandrei, che era padre della Costituente, lui riteneva che alla scuola dovesse essere data una dignità costituzionale perché la scuola era un luogo nel quale si formavano le coscienze che sono proprio che cosa? La base per il civismo. Parlavo prima con un'altra personalità regionale e convenivamo proprio sul discorso che nella scuola verosimilmente dobbiamo investire in termini di civismo, ma soprattutto di confronto, trasmettere ai ragazzi, ai più giovani, a coloro che saranno la classe dirigente del domani, perché tra i giovani di oggi ci saranno sicuramente coloro che siederanno negli scranni del Parlamento, ci saranno le più alte gerarchie dello Stato, ci saranno le più alte gerarchie militari. Ecco, su queste persone dobbiamo investire sulla coscienza. E allora regaleremo questo tricolore. E mi interrogavo tempo addietro, ma perché il tricolore è verde, bianco, rosso? Perché? Cosa simboleggia? E allora leggevo dove dal punto di vista romantico c'era un richiamo, il verde era il richiamo ai prati, il richiamo alle foreste, che soprattutto durante il Risorgimento nella parte più settentrionale dell'Italia in quel tempo erano verosimilmente aspetti che coloravano e contrassegnavano proprio il paesaggio. E dopodiché il bianco perché dal punto di vista romantico che cos'è? La purezza, è l'aspetto di un animo candido. E dopodiché il rosso perché comunque è il sacrificio del sangue. Ebbene, oppure erano i nostri papaveri nei campi di grano. Ebbene, oggi riflettevo invece
e forse era semplicemente un aspetto più genuino, più semplice, perché si poteva colorare facilmente con quei colori. Il verde sicuramente si poteva ottenere dalle essenze delle piante, dei vegetali. Il bianco, noi eravamo un popolo contadino, in essenza eravamo un popolo povero, un popolo dove le nostre campagne erano punteggiate da che cosa? Da borghi agresti, e quindi cos'era il bianco? Il bianco significava che cosa? La farina, significava la prosperità, e questo era un altro aspetto. E il rosso cos'era? La passione, verosimilmente. Era la passione che animava quei cuori che erano i cuori del Risorgimento. Ecco, una passione che li portava a cercare una parola, a realizzare un qualcosa, che era la parola della libertà. La libertà. E noi oggi siamo sicuramente un popolo che vive in libertà. Il fatto stesso che noi riusciamo ad esprimere le nostre opinioni, riusciamo a confrontarci con gli altri, è sinonimo di libertà. Ebbene, proprio in questo ritengo che ci sia l'essenza di che cosa? Di una nazione che riconosce con la stima alle proprie forze armate un ruolo in quello che è il comparto istituzionale, il ruolo che è il ruolo di persone, uomini e donne che servono chi? I propri cari, i propri familiari, i propri cittadini. Noi siamo persone che serviamo. In questo momento persone come noi, persone che indossano le nostre uniformi, sicuramente operano per la sicurezza collettiva, operano per la prosperità e la democrazia del Paese. Ebbene, allora in questa giornata di festa, e concludo, io auguro a voi, ma soprattutto auguro anche ai vostri familiari che vi sono accanto per tutti i sacrifici che voi fate, ecco, una giornata che sia una giornata lieta. Vi auguro di poter vivere una giornata spensierata e di poter celebrare con l'orgoglio di essere italiani, quella che è la nostra festa, la festa delle forze armate e la festa dell'unità nazionale. Grazie e ancora auguri a tutti. Verrà ora consegnato il tricolore all'Istituto Professionale Antonio Gramsci di Monserrato. Vengono resi gli onori al gonfalone della città di Cagliari, decorato di medaglia d'oro al valor militare, che lascia l'area della cerimonia. Onori al gonfalone della città di Cagliari. Vengono resi gli onori al prefetto. Compagnia, alte! Presentate, alte! Onori al prefetto di Cagliari.
medaglieri ed i labari delle associazioni combattentistiche d'arma lasciano lo schieramento in aria. Compagnia, alte! La cerimonia presso la caserma Monfenera è terminata. Le celebrazioni per il giorno dell'unità nazionale e giornata delle forze armate proseguiranno alle ore 19 presso il Palazzo Baccarella, sede del Comune di Cagliari, ove la banda della Brigata Sassari si esibirà nel tradizionale concerto. Il Comando Militare Esercito della Sardegna ringrazia le gentili autorità e gli ospiti intervenuti.